Allora, il piano Industria 4.0 nella sua nuova denominazione, piano Impresa 4.0, è un piano che punta all'innovazione, all'accompagnare le imprese verso degli investimenti, dei processi produttivi, dei modelli di business, dei modelli di organizzazione innovativi. Per poter raggiungere questo obiettivo il piano ha bisogno di un elemento fondamentale, sempre più ci andiamo convincendo di questo, che sono i professionisti, gli studi professionali, perché bisogna fare un salto di qualità anche proprio nel modo di pensare al come fare imprese. Questo salto di qualità non può che essere accompagnato dai soggetti che devono seguire le imprese, li devono spingere verso verso questa trasformazione. Attenzione però che questo presuppone che anche gli studi professionali facciano a loro volta un salto di qualità. È stato detto oggi nel corso del convegno, gli studi professionali devono spingersi sempre di più verso un modello multidisciplinare, perché per poter portare le imprese verso un'innovazione è importante che ci siano delle competenze che vadano al di là delle competenze specifiche dello studio commercialista o dello studio ingegneristico, ma che queste competenze debbano integrarsi, perché la rivoluzione digitale, la rivoluzione 4.0 passa proprio attraverso un'integrazione tra competenze più tradizionali, tra competenze tecniche, tra competenze contabili, tra competenze ingegneristiche. Ed è su questo che bisogna molto puntare per il futuro. Il piano prevede una serie di misure che accompagnano le imprese, che devono essere viste non tanto come il modello, l'elemento che spinga le imprese a fare innovazione, ma come degli strumenti, delle agevolazioni fiscali a disposizione delle imprese che intendono fare agevolazioni, quindi ribaltando un po' quello che è stato il concetto storicamente su cui si è basato il rapporto tra agevolazione e investimento. Quindi una serie di agevolazioni fiscali, l'iperammortamento per gli investimenti più innovativi, il superammortamento per gli investimenti tradizionali, il credito ricerca e sviluppo e il patent box per la valorizzazione degli asset immateriali, più un ulteriore elemento che abbiamo voluto rendere centrale nella nuova edizione del piano Impresa 4.0, che è quello della formazione. Elemento che è un elemento dirimente proprio per poter raggiungere questo concetto, questa idea di impresa 4.0. Quindi a partire da quest'anno la formazione è diventato il focus con l'introduzione di nuove misure, quali il credito d'imposta per la formazione 4.0, il potenziamento degli istituti tecnici professionali e da ultimo con la chiusura del bando per i competence center, che va a completare quel network del trasferimento tecnologico su cui si basava già dall'inizio il piano Industria 4.0.